Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna per Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e devo confessare che sono molto in imbarazzo perché ho conosciuto tanti di quei cretini che non riesco a trovarne uno degno del Bamba. Ti capisco, perché il grosso problema è selezionare spesso, quindi sono solidale Tu con mi dai una mano. Sì, assolutamente. Io posso introdurre la cosa così, diciamo. Oggi non potevamo, proprio per la cronaca di questa settimana, non dare il Bamba a un sistema che si sta rivelando assai imperfetto, e stiamo sull'eufemismo andante, ovvero quello della giustizia italiana. Nella fattispecie anche tutti i magistrati e i giudici che o hanno fatto le indagini o hanno emesso le sentenze di condanna sul caso Garlasco, perché al di là di come la si pensi sta emergendo come dire una falla macroscopica nel sistema, no? Tra l'altro è un caso che tu conosci bene, quindi ti lascerei la parola, ma ci spieghi perché non possiamo non dare il Bamba alla giustizia italiana in questo momento. Sì, guarda, hai messo il dito nella piaga. In effetti la giustizia italiana con questa vicenda di Garlasco ha toccato veramente il fondo. Prima considerazione, il Stasi, il ragazzo che è stato condannato molti anni fa, in primo grado fu assolto per assenza di prove. Poi ci fu l'appello e anche l'appello lo assolse per mancanza di prove. Poi a un certo punto subentra la Cassazione, fa rifare tutto e lo condannano a un certo numero di anni di galera. Già questo fa orrore, perché nei paesi civili uno viene processato e se viene assolto fine è chiuso. Non Certo. c'è il caso di andare avanti. Già questo dimostra che la giustizia italiana merita una forte un ridimensionamento, una riforma che sia decisiva. In questo caso poi c'è stato un pasticcio su Garlasco che è talmente grosso che diventa persino difficile descriverlo, ma che comunque tutti stanno seguendo, perché c'è una novità al giorno e tutto coincide nel farci capire che il problema non è l'assassino di questa ragazza, ma i cretini che hanno cercato di trovare l'assassino e non l'hanno trovato, e quindi ne hanno preso uno a caso e l'hanno messo via. Adesso sono pentiti e cercano a distanza di anni di trovare la verità. Ma la verità o la trovi subito o poi diventa molto difficile. Con trascorrere degli anni si confonde tutto, anche la memoria. Pertanto, insomma, sono veramente schifato di fronte a questa situazione, come ero schifato quando seppi della condanna di Stasi. Certo. A proposito di quell'uno a caso che hanno preso, che ormai mi viene da chiamare Alberto S, perché Stasi è un po' come Joseph K, no? Il protagonista del processo di Kafka, cioè sembra che a un certo punto si sia trovato colpevole in un meccanismo che lo dichiarava colpevole a priori, no? Infatti. Io ti volevo chiedere, tu molto esserti appassionato subito del caso e aver detto all'inizio, in tempi non sospetti, che c'era molto che non andava. Tu lo conosci anche personalmente, Stasi, no? Mi risulta che ha un rapporto anche amichevole con lui. Sì, l'ho conosciuto prima che venisse condannato, insieme al suo vecchio avvocato, che era un professore di alto livello, per quale però adesso non ricordo il nome, e quindi l'ho conosciuto bene e ho capito perfettamente che non c'entrava, però uno può anche fingere, non sai niente. Poi quando ci sono stati i processi che lo hanno assolto per mancanza di prove, ero sicuro che la cosa fosse chiusa, invece no. Si è trovato il solito magistrato che si è impennato, ha voluto riprocessarlo e condannarlo. Questa cosa mi disgusta. Che esista una giustizia che fa queste cose è ributtante.
Sì, tu come lo descriveresti lo Stasi uomo? Perché nel frattempo un ragazzo è diventato uomo in carcere. Come lo racconteresti come persona? È una persona gentile, che dimostra almeno degli anni che ha, che è molto educato, non si dà nessun tipo di importanza, non piange sul latte versato e comunque affronta con, diciamo, serenità, direi, più che con forza, la situazione in cui la vita lo ha scaraventato, una situazione che non auguro a nessuno naturalmente, perché credo che sia orribile essere condannati per una cosa che che non è stata commessa da te e che poi non puoi difenderti, ti sbattono in galera e lì ci devi stare. Da notare che è riuscito lo stesso a laurearsi alla Bocconi, quindi anche un uomo intelligente col quale la conversazione è sicuramente appagante, e quindi io mi auguro solo che venga fuori lui di galera, poi prendono chi vogliono, ma purché ci sia stavolta una prova degna di questo nome, altrimenti si fa la giustizia un tanto al troppo, come si dice a Milano. Certo, ma nella tua consuetudine con lui lui ti ha mai detto la sua impressione su chi a suo giudizio potrebbe essere l'assassino o gli assassini di quella che allora era la sua fidanzata? No, perché quando ci siamo parlati diverse volte abbiamo esitato con cura di entrare nei gangli della vicenda giudiziaria, perché per lui era veramente, mi rendo conto, un dolore immenso l'idea di essere ancora in galera per una cosa che non sa neanche come sia accaduta. È terribile. Indubbiamente. Tu domenica hai scritto un editoriale veramente che consiglio a chi l'abbia perso di andare a ripescarselo sul giornale, intitolato Cercansi coscienze tra i magistrati. Fa una sorta di appello, no? Sei ottimista che ci sia un soprassalto di coscienza o no? Guarda, io ho conosciuto la procuratore generale di Milano, che si chiama Nanni, è una signora, e devo dire che ha una sensibilità che non ho mai riscontrato in altri magistrati. Ti faccio un esempio. C'era un tizio sardo che era in galera da 30 anni, e quando scadono i 30 anni tu puoi uscire dalla galera, ma devi filmare che sei pentito, e tutte queste Sì. puttanate qua, no? E questo signore invece si è rifiutato di filmare, quindi è rimasto in galera. La dottoressa in questione si è diciamo, incuriosita al fatto di fare le indagini e il risultato è innocente, ma si è fatto 30 anni di galera. Incredibile. Un innocente. E io devo fare i complimenti alla signora Nanni, che è riuscita con grande volontà e scrupolo di coscienza quantomeno a riconoscergli l'innocenza, sia pure 30 anni dopo. Beh, certo, poi la variabile personale, grazie a Dio, gioca un ruolo. Volevo chiederti, premesso che noi stiamo dando, diciamo, il bamba al sistema della giustizia e soprattutto a chi si è occupato del caso Garlasco, nel tuo editoriale che citavo prima, tu secondo me scomodi anche delle responsabilità della nostra categoria, perché dici sostanzialmente, Stasi è stato raccontato da subito come il colpevole perfetto, e qui però anche i giornalisti ci hanno messo del loro, no? Sì, no, peggio dei giudici ci sono soltanto i giornalisti. Questo lo dobbiamo ammettere. Siamo una categoria di cialtroni. Vorrei smentirti, ma non mi vengono gli argomenti per smentirti, diciamo. Perché in effetti è stata fatta una cosa lombrosiana su Stasi, no? Freddo, biondino, come se fossero elementi di valutazione oggettiva, ecco. Ma santo Dio, guarda, sono questioni così delicate e che diventa difficile affrontarle. Però ogni volta che ci metti il naso scopri che ci sono delle porcherie. Sì. Tra l'altro, Ricordo il caso Tortola. sì, di cui tra l'altro Sì, tu ti occupasti in primissima linea. sì, un caso analogo a questo. Beh, insomma, è agghiacciante. È agghiacciante. Dobbiamo sperare che Nordio riesca a raddrizzare le gambe dell'asino.
Sì, sì, per forza, ci tocca sperare in quello. A tal proposito, volevo dirti, non c'è un rischio anche ora, nel senso, le indagini riaperte dopo 18 anni, che ovviamente sono un'ottima notizia rispetto al molto possibile errore giudiziario, però non c'è il rischio di una giustizia show anche adesso, cioè che si faccia lo stesso errore fatto con Stasi con qualcun altro, ho detto male. Sì, esiste questo rischio, perché oltretutto ormai la gente si è appassionata, segue e poi ognuno dice la sua, nessuno o pochi conoscono veramente la vicenda e quindi il rischio di storpiare tutto è molto diciamo, incombente. Certo, quindi bisogna fare, diciamo, doppiamente attenzione. Noi ci auguriamo che, come dire, i nuovi inquirenti siano meno bamba dei loro predecessori, questo ci Sì, sentiamo di e fare che non questo. condannino il primo Pirla che passa per strada. Esatto. E ci auguriamo che se poi si proprio verificasse che... Ecco, questo, la domanda finale che volevo chiederti è questa. Chiunque sia onesto intellettualmente può sostenere che Stasi sia stato condannato oltre ogni ragionevole dubbio? No, sono solo dubbi, è stato condannato in base a una serie di dubbi. No, assolutamente il contrario. Questo è la parola finale. Ma lo vedrai a breve? Avrete un incontro in programma? Ma mentre infuria l'indagine, non credo di riuscire a incontrarlo perché è impegnatissimo. Certo. Però presto ci incontreremo, ma mi auguro che sia per festeggiare la sua innocenza. Sarebbe per me un giorno bellissimo. Certo, è per qualunque uomo, come dire, libero, liberale e garantista. Noi ti ringraziamo molto, come al solito, di essere stato con Grazie a noi. voi. Ciao Grazie direttore, a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. a presto. Arrivederci. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.